Sicilia, siciliani e sicilianità, di scena sabato sera al Teatro Tenda di Ragusa nell'ambito della consegna del premio Heritage Sicilia 2013, iniziativa organizzata dall'omonima associazione con la collaborazione del Centro Studi Helios e nata da un'idea di Ignazio Calogero. Nel corso di una bella serata all'insegna della musica su testo di Mimì Arezzo, brillantemente arrangiata dal maestro Peppe Arezzo e dall'orchestra da lui formata, il premio è stato consegnato a Calandra e Calandra, gruppo musicale di Alcamo che attraverso la musica folk popolare contribuisce alla promozione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni orali e musicali di Sicilia. Premiato anche Ray Bondin, che nella sua qualità di commissario UNESCO ed esperto in centri storici ha contribuito nell'azione di promozione della Sicilia e del suo patrimonio culturale. Poi la consegna del premio alla memoria di Mimì Arezzo, che attraverso i suoi scritti e il suo operato ha contribuito alla divulgazione delle tradizioni locali iblee. Lo ha ritirato il figlio Peppe. Applausi e commozione. Infine un premio speciale è stato consegnato al cantautore Carlo Muratori, che ha anche regalato una bella esibizione. La musica ha visto inoltre l'applaudita partecipazione del gruppo Onorata Società e la danza curata da Emanuela Curcio del MASD di Ragusa. Ha presentato Salvo Falcone. La serata, organizzata anche grazie al know-how dell'Associazione Ragusani nel Mondo, erano presenti il presidente Antoci e il direttore D'Angelo, sarà trasmessa giovedì alle ore 21 su Video Mediterraneo e domenica alle 20 su Mediterraneo Sat, canale Sky 823.